Bella a tutti ragazzi, bene, un nuovo video rispetto al mercato Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a fare il Fanta Batman, che introduceremo un nuovo format, oltre al Fanta Batman e al segna non segna. Cioè vi andrò a dire due attaccanti per squadra. Ovviamente saranno diversi dagli attaccanti del Segnano insegna, magari solo per alcuni sono uguali perché magari il modulo comprende solo un attaccante e quindi sono costretto a mettere sempre lo stesso. Ma saranno poche le squadre. Vabbè, partiamo subito. Allora, modulo 1-2-1. Budget alzato rispetto al solito, cioè di 95 milioni. Allora, avete l'alternativa a porta di prendere Savic a 15 milioni, Butez a 8 e Magnan a 22. Poi, difensore, potete prendere Buongiorno a 9, Pavlovic a 5 e Di Marco a 12, fanta milioni. McTominay potete anche per a centrocampo a 10 crediti, Barella a 12, Mkhitaryan a 8 e Odgar 9. Poi dovete scegliere, mi raccomando, anche il capitano nella vostra formazione. Poi in attacco avete Ken a 18 milioni, Oliund a 22 e Scamacca a 10. Allora, la mia formazione è Butez a porta, presa 8, Di Marco come unico difensore, presa 12, Buongiorno, presa 10 e anche Mkhitaryan preso a 8. Poi Scamacca presa a 10. Il mio capitano è Scamacca. Ora me lo segno anche. Poi dopo vi consiglio anche una partita bonus dove vi potete giocare. Anzi, ve la consiglio ora. La partita bonus che vi potete andare a giocare è Roma-Bologna, che è l'ultima partita del 2026, non della Serie A 25-26, ma solo del 2025. Forse prima ho detto 2026, mi sarò confuso. Vabbè, ora andiamo a fare il Fanta Batman. Scusate, no, il Fanta Batman, scusatemi, il segno non segna. Allora, secondo me, segna Scamacca e Pinamonti. Poi, ovviamente, come già sapete, come faccio sempre nei miei segno non segna, è che vi vado a dire anche chi subisce gol. Quindi per chi non segna, faccio non segna e chi subisce gol. E poi per chi non subisce gol lo vado a mettere insieme a chi segna. Diciamo, vado a mettere le cose buone per un giocatore e due portieri, perché faccio due portieri e due giocatori come sapete, e le cose non buone per due portieri e due giocatori. Allora, secondo me, non prende gol Milinkovic, Savic e Carnesecchi. Poi prendono gol, secondo me, Svilar e Bavaglia. Poi, secondo me, se non segna, scusate, Zapata e Rasmus Oriund. Ora vi vado a consigliare gli attaccanti che magari possono fare gol in un modo più dettagliato, dove vi vado a dire anche la mia. Allora, partiamo dalla prima partita, tra i primi due attaccanti, scusate, Pellegrino e Gudmundsson. Secondo me, andando a vedere come sta giocando la Fiorentina, secondo me Gudmundsson può ritornare al gol. Poi Verona, scusate, Lecce e Como. Stulic contro Douvikas. Secondo me, come sta giocando il Como, anche Douvikas può segnare. Adams Esposito, Sebastiano Esposito. No, sì, Sebastiano Esposito. O Sebastiano Esposito o Esposito, ma non mi ricordo contro chi deve giocare il Torino. Vabbè, contro Esposito. Secondo me vedo più Adams che può segnare. Secondo me che può far gol. Perché secondo me Adams in questo momento
può fare il gol, può mettersi in mostra, essendo che Zapata, Duan Zapata non risulta in ballottaggio, non si sa se gioca oppure no. Poi Dovicas contro il Tati Castellanos. Secondo me vedo molto meglio, vedo molto che può segnare, ma è fare un'ottima prestazione Castellanos che si può riscattare. Poi Pisa-Juventus. Meister contro Openda. Scusate per la pronuncia, tifosi della Pisa, per Meister. Secondo me, secondo le ultime prestazioni che sta facendo Openda, che diciamo ha sempre fatto bene, ha segnato anche, vedo meglio Openda. Poi Leao Orban. Leao secondo me può segnare, può fare il gol. Che diciamo risulta in ballottaggio o entra nel secondo tempo o diciamo oppure parte dal primo, non si sa ancora. Vardy Holund. Secondo me segna Vardy. Ennesimo miracolo, tra virgolette, ennesima sorpresa da parte del 38enne, se non mi sbaglio, 38 anni o 39 anni, Jimmy Vardy, rispetto ad un Holland che non penso che sia la partita giusta per segnare. Poi, Cambiaghi contro Lauriente. Secondo me vedo meglio Lauriente per il gol. De Ketelare, Lautaro, big match. Atalanta, secondo me a De Ketelare si ritorna a riscattare e si incomincia di nuovo a creare quell'hype che c'era 2 anni fa, se vi ricordate, De Ketelare, che si parlava quasi sempre di lui. Quindi io vedo meglio De Ketelare. Poi Sole. Colombo, ultima partita di Serie A, no, di Serie A, della 17ª giornata di Serie A e l'ultima partita del 2025. Secondo me, secondo le prestazioni, vedo meglio Sole. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!